differenziata è partita da qualche giorno, possiamo fare già un primo resoconto? No, è molto presto per trarre delle riflessioni. La notizia buona che ci dà l'RTI che anche tra le attività commerciali, così come era già per Fontanelle, la qualità della raccolta differenziata è molto alta, quindi diciamo non abbiamo da lamentarci per come i nostri cittadini fanno la raccolta differenziata e come sapete questo è il presupposto perché la raccolta differenziata diventi davvero conveniente. Come ha aderito, come ha risposto i commercianti a questa, diciamo, iniziativa? Hanno risposto bene e anzi, e questo è un dato positivo, si lamentano del fatto che non sono stati ancora raggiunti tutti dall'RT che sta distribuendo i secchielli. Mi pare che ci sia grande attesa ed è la ragione per cui stiamo anticipando l'apertura del front office del Viale della Vittoria in modo tale da consentire ai commercianti che ancora non sono stati raggiunti all'RT di poter venire a prendere i propri carrellati. Anche nelle periferie? Sì, certo, ma noi stiamo partendo dalle periferie, sia per i commercianti che per le famiglie. Nelle famiglie, come sapete, cominceremo da Villa Seta e Monserrato, continueremo con Villa Gesè e San Leone e solo dopo arriveremo al centro città. Ci sono state delle difficoltà che vi sono state esposte? No, devo dire di no. Mi pare che la gente sia abbastanza capace di comprendere un sistema che poi è semplice. Ci possono essere alcuni dubbi, ma questi secondo me si presenteranno ancora nei prossimi mesi, perché è chiaro che ci possono essere dubbi su dove metto questa cosa piuttosto che l'altra, ma diciamo per questo ritengo che sia sufficiente chiamare il nostro numero verde oppure chiedere anche agli operatori. Gli operatori che portano i cassonetti o che li svuotano a casa sono tutti formati e quindi sono in grado di darvi il consiglio giusto se avete qualche dubbio.